Benessere ben chiattats a Gnovis, la Regione domanda ai Ministeri di Istruzione e di Salute di esonerare tutti gli studenti dall'uso di mascherute a scuole, così cemute, che consentute di tempo in tanti altri contesti sociali e di aggregazione. A 2 settimane de fin des lezioni, l'assessora istruzione dal Friuli Vignese Giulia, Alessia Rosolen, ha inviato a Roma la domanda evidenziante gli incidenti negativi sul plan psicologico che l'uso slunghiato des mascarutis al procure a fruzze e fantazze. A lei un pensiero condividuto e ha precisato con centenarsi di famiglie che si sono drecciati all'amministrazione regionale domandando di intervenire quindi la proroga dall'obbligo di doprare il dispositivo fino al termine dall'anno scolastico. Sono stati segnalati le prime case in Slovenia e il primo in Lombardia di Warbuele de Simis. La conferma dal SEST in Italia ieri va dai laboratori di microbiologia e cliniche, virologia e diagnostiche dall'ospedale Sacco di Milano, che ha analizzato un campione di avar di un paziente con sintomi riferibili al virus. L'Istituto al fa sapere che può dare segnesi davanti di un virus pan-europeano correlato con i Fuchs in vari paesi, in particolare che il de Isulis Canaris. Proprio di chi al veniva l'OMP che in Slovenia è stata chiamata la Warbuele de Simis, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Assegnare in tal assestamento di stabilità finanziaria estive più di 40 milioni ai microimprese, piccoli e medis per far fronte a in crescita eccezionale dai costi energetici. La misura è stata anticipata dal governatore dal Friuli Vignese Giulia, Massimiliano Fedriga, in un incontro a Trieste con le categorie economiche, insieme all'assessore alle attività produttive Sergio Bini. Il provvedimento al smira a cuviersi un'eccettante larga platea di imprese con contributi erogati con la stessa modalità sclagne dai ristorsi Covid. La novità sarà come tamesata dai tecnici delle direzioni e sarà soprattutto dopo attenzione delle autonomie. Domani giornata di Bolin Ross su A4 a 23 in occasione de Sense. La fiesta austriaca porterà traffico intenso sulla rete autostradale e sarà la prima cerca di stagione estiva per arrivare dai turisti foresti diretti bande Ilis, Furlans e Venice. Autovie venete alla provveduto traffico di Bolin Ross per tutte le mattinate di domani in tal senso de A23 Udin Sud, Grop di Palme e de A4 Trieste Vignesi. Traffico intenso prevveduto per tutte le giornate di Vinars ai 27, intanto che sabato ai 28 e domenica ai 29 si potrà verificare lentamente ai casei des località balneari principali. E è stata intitolata a Sergio Sarti la Stialinade di Udine in place Primai tra il Liceo Classico Stellini e il Palazzo d'Alieni Militare. Sarti, filosofo, docente, patriota osovan, è stato prima all'RF e dopo insegnante di storie e filosofie al Stellini. Poi dopo l'ha insegnata all'Università di Trieste e Udine. Voi avete intitolato le Stialinade da Stellini al professor Sergio Sarti, all'estate insegnante in questo liceo, partente Heinz, e nodome insegnante, ma anche uomo di cultura, perché l'ha scritto un lavoro di testi, e anche partigiano con le brigate Osov. Quindi un uomo importante per città, ma anche per cultura furlana. Quindi il comune è stato un lavoro contento di intitolare queste Stialinade per ricordare il suo nome e per ricordare soprattutto la sua figura e ciò che l'ha fatto a pro delle culture furlane.
La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecniche e economiche per un importo di 1.500.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito stradale. L'opera al sclarisse il vice sindaco Loris Michelini e poi si è ritenuta una sorta di progetto pilota per il PEBA, il plan di eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo approvato in giunta un plan per eliminare tutte le barriere che sono strade in vari bandi di città, soprattutto al centro storico, ma anche dalle prime bande delle periferie. Diciamo che abbiamo 12 zone lì che vengono eliminate tutti i scavalcamenti dai marciapiedi e quindi con i logge si chiamano così il termine per poter identificare che una persona non ha di fare nessun schialino, ma poi passare con le carrozzelle, a piedi, anziani, insomma chiunque, senza dover fare schialino. E in prossimità di scuole, in prossimità di edifici pubblici, al DOT, ho già partito per dire la verità nel 2019, abbiamo già fatto una settantina di interventi, come abbiamo tutti in pins 12 zone. Non le poche, alle 1,5 milioni che però ho vinto mandato al Ministero delle Infrastrutture. Ho creduto che, visto che gira in Europa anche una sensibilità maggiore, no? Veramente grande, e anche a livello italiano, a livello di Stato, penso che chi bene arriveranno. Anche arriveranno, o sin già pronti, o stiamo come predisponendo il progetto definitivo esecutivo, e lo ringa a fare chi lavora qui dai prossimi mesi. Io credo che 1,5 milioni eliminando e mettendo in bande tanti problemi di accessibilità e se di uniche città a Udine diventerà una delle città, non dico l'unica perché è brutto, ma una città più all'avanguardia, in quel senso qui. Ecco. E io credo che le Inte apprezzano che non è una questione di prometti e di chiacchierare, al PEB, al plan dove infatti, e io sto già applicando infatti di fa le robe che le Inte viot, fa le robe che le Inte apprezza. Si chiama Valerian, è un maschio maestoso di Aquila Imperiale di Science e ha lasciato un centro in Rapax austriaco dove è stata addestrata dai Falconiers per trasferirsi in riserva naturale regionale dal lato di Curmin, che non vuole sapere di là in tal. Intanto, in Taicil di Curnin sono stati fatti due avvistamenti. Prima è arrivato un variul frari, un par di dis dopo un capovaccaio, variul che in tal nostro paese resta in nome che una decina di cubis. La sua presenza è in calà in tutta Europa. Il sindaco di Forodiari, Marco Chiapolino, conferma l'intendimento di ampliare il progetto variul, slargiando l'introduzione allo studio di altri volati importanti. A ieri di feste la manifestazione storica che di più di 35 anni celebra il persuto di San Denel, dopo in talluc di origine, al torno e dome perché stanno a fine agosto, in te formula a ieri di Friuli Vignesi e Giulie, dopo 2 anni di stop obbligato per via delle pandemie. La manifestazione programmata dal 26 al 29 di agosto a San Denele sarà integrata da promozione dei prodotti enogastronomici principali del territorio regionale, tra quelli il formato di montas dopo i vins blancs e i prodotti a bol, io osoi, Friuli, Vignesi e Giulie. Si invin voi su tele Friuli lis tribunis elettorals in vista de selezioni amministrative dal 12 di giugno. Primo appuntamento che stasera in tal corso di elettroshock taccante des 21. A confrontarsi saranno i candidati dal comune di Monfalcone che discuteranno in studi sui temi principali della città dei cantiers. Domani sera alle 19:45 in tal corso di screenshot farse pontate su Tomiece, intanto che Wieners alle stesse ore e sarà la volta di Dacian Decim. Fin al dì de selezioni, l'emittente ospiterà diversi confronti con protagonisti e candidati a sindac dai principali comuni dal Friuli Vignesi e Giulie al voto. E anche per usgnot alle dut, novi saltorne domani sera, sempre a Nuf Mancul Vince. Mandi.